Mister, allora rispetto all'ultimo test ha visto dei cambiamenti nella sua squadra? Ma intanto era un test più impegnativo perché abbiamo affrontato una squadra di pari categoria che inizialmente ci ha messo in difficoltà, perché comunque giocavano 3-5-2, ci aspettavamo un altro sistema di gioco, abbiamo fatto un po' di fatica a trovare le misure, però ben venga, sono contento che ci siano difficoltà adesso in modo da capire bene quello che ci aspetterà poi in campionato. Quindi secondo me è stato un test molto importante, un test in cui ho visto delle cose positive, ci sono sicuramente tante cose da correggere, ma il tempo c'è ed per questo lo ritengo un test importante, che è stato un test molto importante. Che cosa le è piaciuto di più e che cosa invece c'è ancora da limare, diciamo così? Mi è piaciuto molto comunque l'atteggiamento, la voglia anche quando siamo andati sotto cercare di recuperare la partita, il fatto che comunque abbiamo tenuto delle certe distanze giuste, insomma, è quello che non mi è piaciuto, ma sono cose da migliorare, soprattutto a livello tattico, magari di non uscire da squadra, di uscire singolarmente, quello ci ha costretto alle volte a correre un po' troppo, però insomma dai, sono cose rimediabili, c'è tanto da lavorare, però insomma dai, intanto mettiamo minuti nelle gambe e ci prepariamo al campionato. Com'è che scegli l'11 del primo e l'11 del secondo tempo? Com'è, scusa? Come scegli l'11 del primo e l'11 del secondo tempo? Cerco sempre di mettere in campo delle squadre equilibrate, quindi l'equilibrio è la cosa fondamentale, poi valuto in base alla settimana, in base a quello che vedo, in base a degli esperimenti che voglio fare e poi scelgo. Poi è chiaro che ho dato un po' di minutaggio in più a Scotto perché comunque davanti magari abbiamo avuto qualche infortunio, è rientrato Francescotti, mi fa piacere, è rientrato bene, anche Zanotelli ha fatto 10 minuti, però veniva anche lui da un infortunio, quindi insomma un po' alla volta cerchiamo di mettere minuti nelle gambe. Come stanno? No, stanno tutti abbastanza bene, c'è solo Jason che ha uno stiramento e Patalano che invece ha un risentimento al ginocchio esterno, però insomma dai, per il resto. Questa settimana come si chiude? Cosa avete fatto in particolare? No, niente, abbiamo lavorato sempre dal punto di vista tattico, stiamo andando avanti nei concetti e dobbiamo metterne di nuovi tutte le settimane, però insomma il lavoro sta andando avanti bene, ripeto, oggi è stato un test per me molto importante perché ci rendiamo anche conto un po' di quello che ci aspetterà in campionato. Lignano è una squadra organizzata, una squadra aggressiva e ci ha messo in difficoltà soprattutto i primi 20 minuti. Sicuramente, ma come il Lignano ci troveremo tante altre squadre, credo tutte le squadre che verranno comunque a cercare di metterti in difficoltà, a cercare, magari ti vengono fuori uomo su uomo, quindi ben venga. La prossima settimana come siete organizzati? Domani riposo? Domani riposo, riprendiamo lunedì, adesso facciamo un'altra amichevole giovedì col Montello. E poi stiamo fermi a Ferragosto e poi facciamo un'altra amichevole sabato domenica. Contento per l'arrivo di Petrovic? Sicuramente è un profilo importante, ha le caratteristiche che cercavamo e quindi certo sono contento. Pensavo glissassi la domanda. Perché ormai se l'hanno ufficializzato. No, non è ufficiale. Vabbè, insomma. Mezzo dai, mezzo ufficializzazione. Allora mi hai fatto un trabocchetto. Calendario? Ma il calendario più di tanto non mi interessa, perché tanto le devi affrontare tutte le squadre. Quindi partiremo a Portogruaro contro una squadra che è rinnovata, contro una squadra sicuramente tosta. Una squadra alla volta, tanto i punti sono sempre 3 quindi... Sì, poi c'è quel discorso delle varie formazioni forti, una dietro l'altra, no? Dall'8ª all'11ª. Tanto prima o poi devi affrontarle tutte, quindi prepariamoci al meglio, prepariamoci ad arrivare bene alla prima di Coppa Italia e poi quella di campionato. Francesco Fedato, allora come valuti questa amichevole, questo test con il Brian Lignano? Ma sicuramente positivo, dai, abbiamo messo minuti sulle gambe, non era semplice perché veniamo da settimane impegnative di lavoro e adesso l'importante è mettere minuti e ovviamente non bisogna guardare il risultato più di tanto, bisogna stare tranquilli, iniziare a conoscerci meglio, capire bene cosa vuole il mister
e niente, dai, siamo contenti, abbiamo fatto un buon test, secondo me si poteva fare magari qualche gol in più e dobbiamo ancora lavorare tanto, lo sappiamo, però la strada sicuramente è quella giusta. Hai avuto un paio di occasioni anche, anzi di più forse, no? Sì, no, il secondo tempo un po' meglio, ho trovato un po' di più le distanze, potevo fare magari 1 o 2 gol, ma ti ripeto, adesso l'importante è fare minutaggio e cercare di conoscerci sempre di più durante la settimana e capire bene cosa vuole il mister durante le partite. Da questo punto di vista come sta andando, nel senso come procede con l'amalgama in spogliatoio? No, molto bene, dai, siamo un gruppo che ha molta voglia di lavorare, di imparare, e poi chiaramente come adesso si vede in tanti risultati delle amichevoli delle varie squadre non trovi magari ancora quella brillantezza che magari sicuramente dovremmo trovare durante il campionato, però adesso abbiamo fatto un buon test, siamo contenti e da lunedì iniziamo a lavorare. In particolare voi attaccanti cosa chiede mister Gorini? Ma per adesso stiamo giocando appunto con il trequartista e le 2 punte e stiamo lavorando su questi meccanismi e chiaramente dobbiamo ancora conoscerci perché siamo tutti nuovi, quindi poi ti ripeto, veniamo da settimane anche più che altro fisiche, di tattica, dobbiamo ancora approfondire molto con il mister, ma sicuramente lo faremo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece il calendario, so che voi addetti ai lavori dite sempre tanto prima o poi le dovete incontrare tutte, ma che idea ti sei fatto onestamente? Ma sì, quella è una frase fatta che si dice sempre, però onestamente è così, poi chiaramente magari all'inizio abbiamo questo calendario con 2 o 3 partite che sembrano alla portata, ma come hai detto te ogni partita ha le sue difficoltà e sicuramente dobbiamo farci trovare pronti e in queste 2 o 3 settimane magari la prossima lavoreremo ancora fisicamente, poi speriamo che i carichi di lavoro si diminuiscono così riusciamo a trovare un po' di più brillantezza. E per quanto riguarda gli avversari, un tuo parere? Chi della prima? Del vostro girone. Sì, no, il Portogruaro è la prima, quindi non la conosco sinceramente, ti direi che non la conosco, però sicuramente conosco noi il nostro valore della rosa del gruppo e vogliamo subito partire forte e sicuramente vogliamo subito vincere la prima partita. Ecco, ma delle altre avversarie, parlo del vostro girone, cosa pensi insomma per quello che sai? No, è un girone tosto, dai, io penso che questo e il girone della Puglia sono i più difficili e dobbiamo farci trovare pronti, stare tranquilli, adesso è normale che alcune giocate non vengono e niente, bisogna continuare a lavorare, io sono molto sereno perché vedo l'applicazione che mettono i miei compagni, anche il mister si vede che ha voglia di vincere, quindi basta seguirlo e poi verrà tutto di conseguenza. Ci ho detto quindi quale dovrà anzi essere la mentalità giusta? Ma la mentalità giusta è quella di avere una rosa ampia, di cercare più che altro il gruppo e non i singoli, perché chiaramente poi i singoli possono fare la differenza in alcune partite, ma i campionati lo vincono il gruppo e specialmente davanti nel mio ruolo dobbiamo essere molto, secondo me, girevoli e aiutarci nei momenti di difficoltà e dobbiamo pedalare dritti, ascoltare l'allenatore che ha molta esperienza e quindi io sono contento sinceramente di essere qui, sono contento della scelta che ho fatto e speriamo che sia la scelta giusta e che finalmente sia l'anno buono per portare il Treviso tra i professionisti. Come è finito il numero 10 sulle tue spalle? Ma Fino a quanto è arrivato? no, l'ho scelta io, ma perché sinceramente un numero vale l'altro, però se magari si vuole avere un po' di più responsabilità io me la prendo volentieri, come ho detto dall'inizio porto la mia esperienza in campo e poi niente, dai, un numero vale l'altro, quindi non è quello l'importante. Petrovic sembra che l'abbiamo preso, giusto? Ufficiale, quindi ci darà sicuramente una mano. Non è ufficiale, vabbè, però ci darà una mano e sicuramente è una caratteristica che lì davanti ci manca, magari qualcuno che tiene un po' di più la palla e lo sappiamo
e sicuramente la società ha lavorato bene per portarlo qui e insieme a me, Scotto, Beltrame, chi giocherà davanti cercheremo di dare il meglio.